Telespettatori siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento con il calcio dilettantistico, dai campionati dilettanti più importanti, cioè il campionato interregionale, sino alla seconda categoria, con i risultati e le classifiche di questa domenica sportiva. Come al solito salutiamo la nostra prima penaltina, la nostra Lorena. Ciao Lorena, Buonasera, ben ritrovata a tutti. perché la scorsa settimana eri assente. Buonasera a tutti e buona domenica. Ben ritrovata. Un ben ritrovato naturalmente anche al nostro Carmelo Puglisi in postazione per presentarci tra qualche istante il campionato interregionale e anche il campionato chiaramente di eccellenza. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ben ritrovato anche ad un caro amico che ospita oggi nella prima parte della nostra trasmissione, Pippo Indelicato, allenatore dell'Atletico Catania. Dopo qualche anno di assenza finalmente ci si rivede, no? Abbiamo saputo di una bellissima esperienza con la Juventus, insomma con un calcio più importante, adesso ti sei almeno momentaneamente rituffato in un calcio molto più limitato, dilettantistico, ma che comunque è pieno di passione. Ma sicuramente la realtà comunque è questa qua. È questa qua. Per cui ci rituffiamo con molto entusiasmo per poter ritornare un'altra volta in carica. Tra l'altro sei senza voce, oggi c'è stata una grande battaglia vinta tra l'altro con l'Atletico. 3-2 contro il Caltagirone. E questa vuol dire, insomma, la voce è scomparsa. Benissimo. Campionato di interregionale, 26esima giornata, diamo subito i risultati e poi a seguire la classifica. A Vibo Valencia, Vibonese, Messina 0-1. A Messina, Città di Messina batte Acireale 2-0. A Vallo della Lucania, Gelbison, Licata 2-0. A Paola, Comprensorio Montalto, Nissa 3-0. A Ribera, Ribera batte Noto 2-1. A Palazzola Creide, Palazzolo Cosenza 2-1. A Lamezia Terme, San Biase, Cavese 1-2. A Paternò, Comprensorio Normanno, Ragusa 0-0 e ad Agropoli, Savoia 3-1. Ennesima vittoria fuori casa per la squadra peroritana che continua a rimanere in vetta in questo girone I del campionato di interregionale. Guardiamo la classifica. Prima in classifica troviamo ancora Messina con 61 punti, segue Cosenza 56, Gelbison 46, Città di Messina 44, Savoia 43 punti, Ribera 39, Comprensorio Montalto 37, Agropoli 36, Licata 35 punti, Vibonese, Ragusa e Cavese 34, Comprensorio Normanno 32 punti, Palazzolo 30, San Biase 29, Noto 26, Acireale 15, ultima in classifica troviamo Nissa con 8 punti. Ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Adesso il tabellino del prossimo turno che si disputerà giorno 17 marzo 2013, sarà la 27esima giornata. Questi gli incontri: Noto Città di Messina, Acireale Comprensorio Montalto, Nissa Comprensorio Normanno, Messina Gelbison, Ragusa Palazzolo, Savoia Cavese, Agropoli Ribera, Licata San Biase ed infine Cosenza Vibonese. Allora Carmelo, punto della situazione. Il Noto intanto oggi, insomma, quella partita persa forse ha un po' pregiudicato questa sua ascesa per cercare di accalappiarsi la possibilità di sfuggire ai play-out. Ma senza dubbio la copertina del giorno però, Ettore, è quella per il Palazzolo di Orazio Pitatella, che oggi è riuscito a superare in casa il Cosenza, pregiudicando ai rossoblù silani la corsa al primo posto. Il Palazzolo era passato in vantaggio con Mazzeo, il Cosenza era riuscito a rimettersi in careggiata con il pareggio di Guadalupi e poi il gol di uno dei maggiori talenti che abbiamo in Sicilia, che è Sebbi Aperi, ha consegnato al Palazzolo 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Appunto nella zona retrocessione, come dicevi tu, pesa e non poco la sconfitta del Noto, che interrompe la sua marcia di 6 vittorie consecutive. Però anche oggi è una partita che va analizzata, perché il Noto non ha demeritato, era andato in vantaggio con Conti e poi è rimasto in 10 uomini allo scadere del primo tempo, e questo ha un po' penalizzato la formazione. Bisogna fare i conti Gianluca. anche con questo Ribera, che comunque è una squadra molto Ribera, solida. infatti questo è un risultato pesante anche in chiave playoff, perché il Ribera è sesto da solo con questi 3 punti
e con questo risultato avesse perso qualche punto in meno, oggi poteva essere decisamente ancora più in corsa per i playoff, anche se mancano 8 giornate alla fine e rispetto al Savoia di Amurra la formazione di Bruccoleri ha solo 4 punti in meno. Allora io colgo l'occasione per intervistare e chiedere anche a Pippo Indelicato, conoscitore del calcio dilettantistico, un quadro di questo campionato di interregionale. Nel frattempo possiamo far vedere di nuovo la classifica. Abbiamo questo Messina che probabilmente da più parti ormai è stato ampiamente promosso, non soltanto sul campo, perché chiaramente la sua organizzazione porta a idealizzarlo già tra i professionisti. Però io sottolineerei comunque un po' la debacle delle squadre siciliane che sono nei bassi fondi e soprattutto questo Aciriale che è stato probabilmente la sorpresa in negativo dell'intero girone. La Cipriana purtroppo a questo punto credo che deve pensare al futuro e si deve programmare per un'eventuale risalita in interregionale. Che non è facile. Che non è facile. Infatti. Perché onestamente il blasone che ha questa squadra purtroppo molte volte pesa contro di loro nelle gare che non vengono aiutate praticamente dai tifosi. Un'altra squadra di Paternò che era partita benissimo con Pippo Strano, adesso si trova implicata nella situazione. Ed è una situazione che è sempre molto difficile da gestire, no? Perché se uno parte con un progetto e poi si ritrova a dover soffrire per mantenere la categoria non si è neanche preparati, o sbaglio? Appunto, assolutamente, perché tu programmi una stagione diversa, sei abituato a lottare con una mentalità, poi ti ritrovi con un'altra mentalità per non retrocedere, comincia a essere complicata veramente. È vero. Carmelo. Diciamo che la Cireale oggi al Celeste contro il Città di Messina non ha demeritato. Oggi era la prima in panchina di Salvo Pennisi, tuttavia la differenza di valori era fin troppo evidente fra le due squadre. Direi. E Insomma, abissale, ribadiamo che ormai si aspetta solo la matematica conferma. Invece il Paternò oggi ha disputato una partita un po' sulla sufficienza, 1-0-0 senza infamia e senza lode con il Ragusa, che però, come diceva mister Indelicato, non migliora una classifica, non serve un punto che fondamentalmente serve più alla Ragusa che alla classifica che al Paternò. Paternò che rimane sest'ultimo in piena zona play-out. La vittoria della Cavese complica ancora il cammino della formazione di Pippo Strano, a cui però il calendario dà una mano perché la prossima settimana andrà a Caltanissetta. Ettore, io però vorrei fare una riflessione amara e adesso la sottoponiamo anche a mister Indelicato, perché noi l'anno prossimo rischiamo di rimanere senza una Catanese, senza un Etnea in Serie D. La Cireale è già sotto. Stando così le cose, finisse oggi il campionato a 8 giornate dalla fine, i play-out proporrebbero un Paternò noto che è devastante. Purtroppo e la legge per del valori, calcio. Paradossalmente, il noto terzultimo ad oggi è nettamente favorito sul Paternò. Con il rischio di perderla, appunto, questa squadra catanese. Il discorso che parlavamo prima, tu programmi un campionato a vincere e sei abituato a vincere. Poi non sei abituato più a lottare per non retrocedere, ti trovi in una situazione complicata a livello mentale più che altro. È vero, però poi fa piacere vedere un Ribera neopromosso che fa un campionato perché ha cambiato poco, straordinario. Ha cambiato poco. Ha una struttura società forte e di conseguenza i risultati vengono poi di c'è conseguenza. fame anche in quella zona di calcio, Ribera non è l'ultimo arrivato, comunque ha un bel passato, anche se non Serie D, però un grande passato in eccellenza. Certo, non sono pronti ancora per il grande salto dei professionisti, probabilmente, però lì hanno degli sponsor che li aiutano, stanno facendo bene. Quindi li vedi posizionati bene anche già per la prossima stagione. In programma, io sono convinto che faranno un grande campionato anche l'anno prossimo. Benissimo, perfetto. Prossimo turno, Carmelo, in linea di massima abbiamo il Messina che insomma non dovrebbe avere problemi, no? Beh, il Gelbison comunque è una squadra insidiosa, un po' discontinua, ma è sempre una formazione d'alta classifica. Il Messina più che altro nelle difficoltà si esalta, anche oggi non ha avuto vita facile a Vibo Valencia e c'è voluto un gol dell'eterno Giovanni Ignoffo per risolvere la partita. Certamente sulla carta è un turno più favorevole al Cosenza, però il San Vito è un derby con una Vibonese che sta facendo un campionato estremamente mediocre, ma è una squadra che ha valori tecnici e poi c'è la importanti. partita della disperazione, Ragusa-Palazzolo, no? Nel senso che chi perde si troverebbe in una situazione non certamente positiva. È un bellissimo, sarà senza dubbio un bellissimo derby. Il Ragusa non può perdere punti. Il Palazzolo arriva sull'onda dell'entusiasmo della straordinaria vittoria di oggi, la partita da seguire senza dubbio. A questo punto il campionato di eccellenza lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone A.
Ad Agrigento, Acragas, Alcamo 2-1. A Valderice, Atletico Campofranco 0-1. A Custonaci, Riviera Marmi, Camarat 0-0. A Bagheria, Mazzara 0-1. A Castelvetrano, Folgore Selinunte, Monreale 1-1. A Palermo, Palmoval batte Raffadali 1-0. A Leonfortese, San Cataldese 2-2. E a San Giovanni Gemini, Marsala 2-2. Adesso sono 10 punti di distacco dalla seconda in classifica, l'Agragas vola verso il campionato di interregionale in testa in questo girone del campionato di eccellenza. Prima in classifica troviamo ancora Acragas con 62 punti, segue Atletico Campofranco 52, San Giovanni Gemini 50 punti, Riviera Marmi 47, Alcamo 44, Raffadali 40, Leonfortese 34 punti, Camarat 33, Folgore Selinunte 31, Mazzara 27, Valderice, Monreale e Parmoval 26 punti, San Cataldese e Marsala 25, ultima in classifica troviamo Bagheria con 21 punti. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. Prossimo turno si giocherà anche in questo campionato giorno 17 di marzo, si giocheranno Atletico Campofranco Acragas, Marsala Alcamo, Bagheria Folgore Selinunte, Mazzara Leonfortese, San Cataldese Monreale, Parmonval Riviera Marmi, Camarat San Giovanni Gemini ed infine Raffadali Valderice. Allora, punto della situazione, anche se è diventato un po' ripetitivo, soprattutto per la zona di testa, però insomma la zona per non retrocedere si ingarbuglia sempre di più. Tra l'altro adesso avremo anche un collegamento con l'allenatore del Folgore Castelvetrano. Carmelo. Stasera, per non dire da domani, si possono cominciare a mettere ad Agrigento le bottiglie di champagne nel freezer, perché domenica prossima c'è lo scontro diretto alla Campofranco. All'Acragas dei Pinorigoli basterà anche un pareggio per festeggiare la promozione in Serie D, un risultato ampiamente alla portata nonostante il valore del Campofranco. È importante per l'Acragas chiuderla già domenica prossima, perché poi c'è la doppia sosta e insomma questa attesa potrebbe protrarsi e diventare rischiosa. Quindi l'Acragas ha tutto l'interesse a chiudere la questione promozione già domenica prossima e lo può fare tranquillamente, gli serve solo un punto. Certo. Pippo, che dire dell'Acragas? Hanno realizzato un carro armato, ha letteralmente asfaltato tutti. Ha fatto praticamente un programma e lo sta mantenendo, praticamente ha ucciso il campionato da subito. Pinorigoli ha questa forza e questa capacità, per cui bisogna fargli i complimenti, perché non è facile, anche se tu programmi e fai uno squadrone non è sempre... Questo è vero, non è detto che solo i giocatori fanno la vittoria di un campionato. Non è da escludere il grande merito dei Pinorigoli, perché ha dimostrato negli anni che ha vinto tantissimo e gli faccio veramente grandi complimenti. È vero. Mentre invece per quanto riguarda la zona per non retrocedere, squadre come insomma la San Cataldese, lo stesso Marsala, Mazzara soffrono, eppure loro hanno una forza organizzativa interna che può insomma tirarli fuori. Appunto c'hanno da parte loro anche la forza della città, il pubblico, perché in quei campi è difficile fare i punti. Però evidentemente anche è un campionato difficile. Evidentemente si fa sentire la crisi anche in queste situazioni, per cui anche queste città che sono gloriose, blasonate, rischiano di scomparire nel calcio. Vengono fuori due realtà che sono appunto l'Atletico Campofranco e il San Giovanni Gemini, che pian pianino insomma si ritrovano a ridosso. Perché hanno fatto sempre un programma a piccoli passi. Sì. Praticamente. Ed è la conferma. La conferma, con una programmazione sana, con pochi soldi, puoi ottenere dei grandi risultati, a differenza di molte altre squadre che subito investono sul primo anno, va male e scompaiono dal calcio. Vedremo di ottimizzare al più presto il collegamento con l'allenatore della Folgore Castelvetrano, anche se ufficialmente la Folgore Selinunte, in modo che così possiamo anche conoscere dalla sua viva voce come sta vivendo in questo momento questo particolare, in questa particolare posizione in classifica della squadra trapanese. A questo punto parliamo del girone B del campionato d'eccellenza, lo facciamo con i risultati e poi a seguire anche la classifica. A Taormina, Aci Sant'Antonio 0-1.
A Pachino, Rosolini batte Atletico Gela 4-0. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca vittoria 0-2. A Brolo, Mazzarrà, Mister Bianco 0-1. A San Gregorio di Catania, San Gregorio Nuova Igea 1-0. A Comiso, Comiso Orlandina 0-1. A Modica, Modica batte Real Avola 2-0 e a Piraino, Due Torri, Tiger 2-0. Rimangono sempre 4 i punti di distacco tra l'Orlandina e la squadra ragusana del Vittoria. In testa abbiamo l'Orlandina, ma guardiamo la classifica al completo. Prima in classifica difatti troviamo Orlandina con 54 punti, segue Vittoria 50, Due Torri 47 punti, Nuovigea 43, Tiger e Modica 41, Aci Sant'Antonio 40, Mazzarrà 35 punti, Mister Bianco 34, Real Avola e San Gregorio 32, Taormina 31, Rosolini 22, Comiso 21 punti, ultima in classifica troviamo Atletico Villafranca e Atletico Gela con 15 punti. Ricordiamo Mister Bianco e Modica una partita in meno e Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Prossimo turno il 17 di marzo sempre del 2013 sarà la volta della 27esima giornata. Questi gli incontri: Orlandina Atletico Villafranca, Nuovigea Rosolini, Aci Sant'Antonio Comiso, Vittoria Due Torri, Real Avola Mazzarrà, Tiger Modica, Mister Bianco San Gregorio ed infine si chiuderà con Atletico Gela Taormina. Allora, punto della situazione, perché poi ho voglia di sentire Mister Indelicato su questo girone, perché ci sono un sacco di squadre che conosce secondo me anche molto bene. A te Carmelo. Sì, in vetta, come hai anticipato tu, non cambia molto, sempre 4 i punti di distacco fra Orlandina e Vittoria. L'Orlandina fa il suo dovere, andando ad espugnare il campo del Comiso grazie a un gol del solito Grinò. Fa il suo dovere anche il Vittoria, che vince pure in trasferta sul campo del Villafranca con le reti di un immenso Fabio D'Agosta, 24esimo gol stagionale per lui, giocatore per il quale quest'anno non ci sono più aggettivi, e poi raddoppio di Rametta. Va sottolineato, su questo possiamo subito anche stuzzicare Mister Indelicato, sta settimana abbiamo fatto 3 su 3, perché tutte e 3 le etnee, le catanesi, sono andate a vincere. Un'altra bella impresa del San Gregorio di Malaguarnera, che ha superato un ostacolo difficile in casa 1-0, ha superato la nuova Igea. Vittoria anche per l'Aci Sant'Antonio di Ricca, che espugna il Bagicalupo di Taormina, e bella impresa anche del Mister Bianco, che va a vincere a Mazzarrà Sant'Andrea. Beh, su tutti io direi questa vittoria del San Gregorio contro la Nuova Igea, che insomma era anche un po' lanciata verso i playoff. Ha fatto un grande risultato. Io gli auguro a Nicola Malaguarnera, più Carlo Blatti, gli amici nostri, di salvarsi, perché se lo meritano. Hanno un bel gruppo, è lo stesso che insomma è arrivato a giocarsi l'eccellenza attraverso una storica promozione lo scorso anno, e quindi su quella base hanno costruito questo grande sogno, perché insomma mantenere una categoria come quella di eccellenza, a parte i costi, poi tecnicamente bisogna essere all'avanguardia. Sono stati bravi a limitare i costi e a fare un'ottima squadra, prima di tutto di ottimi ragazzi, per cui grande merito alla società e a Nicola Malaguarnera. E tra l'altro mister, doppio merito, perché loro a dicembre hanno perso D'Urso, andato alla San Pio X, in attacco non lo hanno rimpiazzato, ma la Guarnera sta trovando altre soluzioni con Garrasi, con Laudani, e gli sta andando bene. Anche perché hanno fatto bene anche nel settore giovanile, e questa è una conseguenza importante che molti trascurano. Invito molte società a non trascurare il settore giovanile, perché praticamente sono l'anima delle prime squadre. È vero, è vero. 2 squadre nella zona altissima, che sono Orlandina e Vittoria. Secondo te chi la spingerà? Io mi auguro che Giovanni Campanella vinca questo campionato, però credo che l'Orlandina ha qualcosina in più. Ha qualche cosina in più, infatti molti lo dicono, però è lì. Insomma, però è là, conosciamo la caparbietà di Campanella. Io spero tantissimo che Giovanni riesca ad ottenere questo obiettivo per la città di Vittoria, per lui stesso e per i ragazzi che conosciamo Sperando noi. che poi dopo comunque possa continuare il progetto di Vittoria, perché Vittoria spesso e volentieri inizia progetti e poi a metà, insomma, non li porta mai a compimento. Vittoria appunto è una delle quelle squadre, di quelle città
grandissime blasonate nel calcio che purtroppo non riesce a stare in una categoria importante come l'avevo toccata È rimasta in C1, in C1 qualche anno. Quello è stato praticamente l'apice in quel momento, però non ha saputo gestire la situazione del momento. È sempre molto difficile, Non se è facile. gestirla poi a livello professionistico Non i è costi facile, non è facile. diventano 100.000 volte di Se più. sbagli qualche cosa la paghi subito. E come se la paghi? Prossimo turno, Più Carmelo? che altro, ecco, per introdurre il prossimo turno, il Vittoria si è giocato molto la settimana scorsa a Brolo. Avesse mantenuto ancora 2 punti, oggi il discorso sarebbe aperto. Oggi per il Vittoria è complicato, soprattutto alla luce del prossimo turno, perché mentre l'Orlandina avrà dalla sua un derby agevolissimo contro il Villafranca, Ultimi un in derby classifica. da 1 in schedina, invece il Vittoria se la vedrà con la terza della classe, ospiterà il Due Torri e sarà una gara molto difficile. E poi c'è una C Sant'Antonio Conso interessante anche. Sì, la C Sant'Antonio più che altro può rinvigorire le proprie speranze di playoff, perché con il successo di oggi la formazione di Ricca si è rilanciata, quindi è una gara alla portata degli etnei, che dunque possono ancora continuare a lottare per i playoff. Abbiamo cercato di metterci in contatto con il mister della Folgore Selinute e non ci siamo riusciti, vedremo di realizzare questo collegamento eventualmente la prossima settimana. Noi abbiamo chiuso anche la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, salutiamo la nostra splendida Sì, Lorena, ci vediamo domenica la prossima. sostituirà Giada. La mia collega Giada. E salutiamo anche Carmelo Puglisi, che rivedremo chiaramente la prossima settimana. Grazie a te Ettore, buona settimana a tutti i nostri telespettatori, a domenica prossima. Mentre invece il nostro ospite Pippo Indelicato rimane e verrà insomma con un altro ospite adesso a parlare del campionato di promozione. Ci fermiamo perché abbiamo Abbiamo la pubblicità tra poco. Questa è la trasmissione Penalty, abbiamo messo da parte il campionato di interregionale, abbiamo messo anche da parte chiaramente l'eccellenza, abbiamo messo da parte anche, si fa per dire, Lorena, perché adesso è arrivata Giada. Ciao Giada. Ciao, buonasera a tutti voi. Benissimo, in postazione al posto di Carmelo Puglisi, adesso è arrivato il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera e buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Come al solito, adesso che parliamo del campionato di promozione, aggiungiamo un altro ospite, è rimasto Pippo Indelicato perché dovrà parlarci di questa bella vittoria dell'Atletico Catania, parleremo chiaramente anche degli altri gironi, e lo ha raggiunto Fabrizio Vezzosi, allenatore del Trecastagni, che però è in prima categoria, Sì. almeno quest'anno, però insomma sappiamo del blasone del Trecastagni che per molti anni insomma, ha vissuto campionati un po' più importanti. Buonasera a tutti. Benissimo, ci racconterai com'è andata questa stagione Sì. sin qui, Sì. anche se ancora non è finita. Con molto piacere. Perfetto. Allora, a questo punto partiamo subito con i risultati e la classifica del girone A, appunto, del campionato di promozione. Lo facciamo insieme alla nostra Giada. Sei pronta? Sì, pronta. A Benissimo. San Cataldo, Sera di Falco, Atletico Corleone 2-0. A Mazzara del Vallo, Campobello di Mazzara, Cianciana 4-3. Strasatti Carini è stata sospesa. Scandeberg Piana, Dattilo 0-0. Aragona Mussomeli 2-1. Canicattì batte Profavara 2-0. Terrasini Salemi 0-3 a Tavolino. Partini Caudace Sciacca 1-2. La sconfitta del Profavara non implica comunque la perdita del primato per la squadra agrigentina, che continua a rimanere leader di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Profavara è in vetta con 62 punti, seguito da Sera di Falco 54, Canicattì 47, Salemi 43, Dattilo 41, Sciacca 40, Cianciana e Carini 38 punti, Atletico Corleone 37, Mussomeli 36, Strasatti 34, Aragona 30, Campobello di Mazzara 24, Partini Caudace 20, Scandeberg Piana 19 e Terrasini si è ritirato. Carini e Sciacca hanno una partita in meno,
Strasatti 2 partite in meno, Campobello di Mazzara e Partinico Audace 1 punto di penalizzazione. Allora, il Pro Favara perde questa partita, ma insomma credo che non dovrebbero esserci problemi, no? Io credo che ormai per la squadra grigentina è soltanto questione di qualche altra giornata. Assolutamente sì, il Pro Favara perde a sorpresa sul difficile campo di Canicattì, terza forza del campionato. Mister Falzone sta facendo mezzo miracolo, È vero. E il Serra di Falco ne approfitta e si avvicina alla vetta, battendo l'Atletico Corleone per 2-0. Per il Pro Favara comunque gli 8 punti di distacco dal Serra di Falco sono un bottino abbastanza buono, visto che ormai alla fine del campionato mancano 4 giornate e il prossimo turno giocherà in casa contro il Campobello di Mazzara, un turno abbastanza abbordabile per la capolista. Giro anche con i nostri ospiti. Allora, iniziamo con Vezzosi, un Favara che insomma per blasone credo che ormai i giochi li ha realizzati in maniera vincente, non dovrebbe avere difficoltà a passare al campionato di eccellenza. Sicuramente poi merita comunque una categoria superiore rispetto a quella che può essere Una la piazza promozione. importantissima. È una piazza importante, ci ho anche giocato quindi, sì, insomma, in passato, quindi conosco bene il campo e l'ambiente di Favara. Hanno voglia di ritornare Ma lo verso merita. un calcio che conta. Ma è giusto così, è giusto così. Tra l'altro, Pippo, questo Favara, provincia di Agrigento, quindi oltre all'Agragas anche il Favara, insomma, stanno spingendo questa provincia. Si rispondere a Agrigento che nella cartina geografica mancava le infatti. categorie che contano. Oltretutto l'Agragas sappiamo dove è stata, in C1, Certo. con la Buonanima di Scoglio, se non mi Sì. ricordo male, per cui Mitico. il blasone, appunto, il blasone che ha l'Agragas e che ha l'Agrigento in questo C'è caso. questo Canicattì di un nostro caro amico, no, di Falzone, che insomma sta facendo un mezzo miracolo. Sì. Scorsa settimana ho sentito Luca Di Gregori che mi ha detto appunto che lui ha giocato tra l'altro in una squadra allenata da Falzone e mi diceva che ha preso questa squadra con pochissimi punti e adesso la sta rilanciando alla grande. Forse è partito un po' troppo tardi questo progetto per cercare di agganciare insomma il primo posto. Ma comunque lui ha dimostrato negli anni che vale, perché a Enna ha fatto delle Sì. grandi cose, per cui evidentemente dimostra sul campo di saperci fare, perciò facciamo un complimento al nostro amico Falzone. Certo. Benissimo. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B del campionato di promozione, lo facciamo con i risultati della classifica di questa giornata, la 26esima. Cefalù batte Ciappazzi 1-0. Igea Virtus Collesano 2-1. Acerda Delfini Vergine Maria batte Montemaggiore 1-0. Spadaforese Mamertina 1-0. A Palermo Real Calcio batte Equipe Palermo 3-2. A Patti Sant'Agata Patti 2-1. Rocca di Caprileone Sacro Cuore Milazzo 1-1. A Palermo Torregrotta batte Cus Palermo 3-1. Attenzione, attenzione, perché insomma questo pareggio per quanto riguarda la squadra di Rocca di Caprileone è pesante ed è anche un po' negativo, perché il Cefalù ne approfitta per accorciare le distanze, anche se la squadra messinese continua a rimanere la squadra leader di questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Rocca di Caprileone in vetta con 60 punti, seguita da Cefalù 58, Igea Virtus 56, Spadaforese 53, Sacro Cuore Milazzo 47, Montemaggiore e Ciappazzi 38, Mamertina 33, Torregrotta 31, Real Calcio 29, Cus Palermo 28, Sant'Agata 27, Delfini Vergine Maria 26, Collesano 17, Equipe Palermo 12, Patti 11. Ricordiamo che Cus Palermo e Sant'Agata hanno una partita in meno. Dobbiamo preoccuparci, Alessio, di questo passo falso della squadra messinese del Rocca di Caprileone, oppure insomma possiamo stare più tranquilli? La squadra ha dominato per buona parte del campionato, non credo che adesso nella parte finale molli. Diciamo che il distacco di 2 punti non è abbastanza tranquillo per il Rocca di Caprileone, che tra l'altro ha incappato in un pareggio casalingo contro il Sacro Cuore Milazzo. Sacro Cuore Milazzo che sta tentando in tutti i modi di rientrare nella griglia playoff, anche se attualmente il distacco dalla seconda in classifica, il Cefalù, è maggiore di 10 punti, quindi per ora rimarrebbe fuori dalla zona playoff.
Rocca di Caprileone, dicevamo che la prossima settimana sarà costretto a vincere sul difficile campo contro il Mamertina in piena lotta salvezza, mentre il Cefalù giocherà a Collesano. Benissimo, ennesimo giro con i nostri ospiti. In questo girone, se magari cortesemente possiamo rivedere la classifica, abbiamo anche comunque una terza incomoda, che è questa Igea Virtus. Non dico che la conosciamo bene, la conosciamo molto bene l'Igea Virtus, che per molti anni insomma, ha stazionato nei campionati professionistici, ed è la dimostrazione ancora una volta delle difficoltà di queste squadre per cercare di rientrare, perché poi si impantanano in questi campionati. Pippo? Questo è vero, perché a retrocedere è facile, a risalire diventa un po' difficile. La cosa desolante comunque è vedere i patti all'ultima posto in classifica. Sì, è vero. Perché io già ho dei buoni ricordi, l'ho fatto 3 anni calcisticamente là, per cui... Patti tra l'altro che è stato anche nel campionato interregionale per molti anni. Infatti negli anni 80, 78, 80 praticamente andava forte quel peso. Mi dispiace vedere, è desolante vedere i patti all'ultimo posto in classifica. Fabrizio, invece che ne pensi tu di questa Igea Virtus e soprattutto di questo duello Cefalù-Rocca di Caprileone? Ma è un campionato comunque alla fine molto equilibrato, perché in effetti anche Igea Virtus si sta giocando comunque le poche comunque chance che ha di promozione diretta. Nonostante ciò comunque penso che il Rocca dovrebbe farcela. Sì, tra l'altro abbiamo interpellato il presidente un paio di settimane fa, c'è un ambiente molto galvanizzato, no? Perché per loro sarebbe il debutto in eccellenza in assoluto. E questo può fare la differenza. Fa la differenza. Questo sicuramente sì, perché comunque i campionati si vincono anche con l'entusiasmo. Sulle è vero. Proseguiamo, adesso parliamo del girone C del campionato di promozione, siamo giunti anche in questo girone alla 26esima giornata, risultati e classifica. Fiume Freddese a Giranissoria 0-0. Enna Belpasso 0-3 a Tavolino. A Giarre, Real Giarre Nicosia 9-0. Pistunina Real Santa Venerina 3-0. Via Grande Riviera dello Stretto 6-1. Real Belpassese San Sebastiano 1-1. Troina Sport Insieme 1-0. In testa abbiamo a questo punto per questa settimana San Sebastiano e il Real Giarre, e ad inseguire questa volta è il Via Grande, ma guardiamo la classifica al completo. Sì, come detto già tu, San Sebastiano e Real Giarre sono in vetta con ben 52 punti, Via Grande 51, Pistunina 47, Real Belpassese 46, Randazzo 45, Belpasso 36, Fiume Freddese 33, Troina 31, Sport Insieme 30, Riviera dello Stretto e a Giranissoria 24, Real Santa Venerina e Nicosia 16, Enna e Scommettendo escluse dopo ben 4 rinunce. Alessio, un commento e poi dopo voglio sentire i nostri ospiti perché questo girone lo conosceranno molto bene. Vai. Continua la corsa a 3 tra San Sebastiano, Real Giarre e Via Grande. Il Real Giarre, battendo 9-0 il Nicosia, aggancia in vetta la San Sebastiano che pareggia a Belpasso per 1-1. Il Via Grande vince 6-1 contro Riviera dello Stretto e rimane aggrappato alla possibilità di vincere questo giochi torneo. Apertissimi, sì, anche dal prossimo turno possiamo vedere che il San Sebastiano avrà già i 3 punti a tavolino contro l'Enna, mentre Real Giarre e Via Grande sono impegnate entrambe in trasferta contro Riviera dello Stretto e Real Santa Venerina, che lottano per la salvezza. Per cui insomma sarà un'altra ennesima giornata impegnativa. Voglio sentire la vostra. C'è gran confusione in vetta perché effettivamente il Giarre neopromossa che neoripescata principalmente è al primo posto. Il Via Grande ha costruito negli ultimi anni un buon settore giovanile dove pesca e fa la squadra ormai da vertice da qualche anno, e soprattutto questo San Sebastiano che insomma è lì e se la sta giocando. Sì, io l'ho seguito abbastanza bene nelle gironi di andata perché il Belpasso l'ho seguito molto da vicino. Lo sappiamo, c'è tuo figlio che gioca. Sì, mio figlio che gioca. Per cui faccio anche dei complimenti perché è una società giovane, è una società che fa lavorare con serietà, ha una struttura bellissima. Finalmente devo dire, no?
e lavorano moltissimo con i giovani, per cui da questo punto di vista difficilmente moriranno come calcio. L'unica cosa che io gli invito ai bepassesi di unire le forze, Ecco, questo qui e così faranno una squadra forte. Mi fa piacere che lo dici tu che sei l'allenatore, perché non è possibile un piccolo Sempre. centro, seppur importante, Perché unite le forze, ne fate una, tra l'altro il Belpasso è andato a fare anche l'interregionale un po' di anni hanno fa. tutto per fare bene, perché hanno una struttura bellissima. Meravigliosa, direi. Credo che sia uno dei migliori campi che c'è in zona. Sì. Per cui sono gente per bene che ama il calcio, perché ma l'antagonismo ma una volta ogni tanto è si da deve sempre. togliere questa cosa. Comunque, Vabbè. da premettere che sono un gruppo eccezionale, da Corrado Menervini, Cammino in Bellizzeri e compagnia bella, sono dei ragazzi volenterosi, perché con pochi soldi riescono a fare dei buoni campionati, È vero, per è cui vero, è vero. hanno raggiunto per l'ennesima volta l'obiettivo, anche se all'inizio era un obiettivo diverso, però hanno Sì. cambiato in corsa, per cui intanto hanno salvato il titolo e poi, questa è la cosa più importante. e poi magari lanceranno sempre qualche ragazzino È per vero, l'anno è vero, è prossimo. vero. Nella zona alta un terzetto, come vedi questa battaglia, Beh, Fabrizio? il San Sebastiano comunque è la rivelazione del Assolutamente, campionato, certo. assolutamente, Nessuno sì. parlava di loro. No, assolutamente. Poi, vabbè, per quanto riguarda il Giarre è una grossa piazza e anche loro meritano comunque di stare in categorie superiori, sicuramente. Questa è la classifica. Sì, il Via Grande ad esempio è la dimostrazione vivente di come comunque le cose fatte bene, organizzate in un certo modo, loro hanno una struttura molto buona con un bravissimo allenatore, Enzo Buttò, Sì. con un bravissimo direttore sportivo oltre che amico. Quindi voglio dire, diciamo, hanno una struttura adatta per fare calcio in modo serio, e ad oggi nei dilettanti vi assicuro che non è così. Però io credo che poi alla fine, sì, l'entusiasmo farà tanto, ma il San Sebastiano ha più fame di successi, forse, di queste due squadre blasonate che sono Via Grande e Giarre. Sì, anche perché poi, se non erro, il San Sebastiano ha vinto anche a Giarre, quindi, Sì. quindi voglio dire, sì, hanno dalla loro questo, l'entusiasmo, la novità, ecco, di essere lì là sopra, quindi di lottare per un campionato sicuramente importante. Una battuta veloce e poi chiudiamo con questo girone C. Scusate. Enna e Scommettendo, che si sono ritirate. Stendiamo un velo pietoso? Questo onestamente, tu vedere l'Enna scompassata dal calcio È veramente, incredibile. per il calcio siciliano è un danno, perché una città come Enna che non fa calcio, la squadra, il paese, la città ha fatto la Serie C tantissimi anni, Sì. e vederla scomparire dal calcio siciliano, questo veramente è il rammarico che... Anche se scomparendo, insomma, diciamolo pure, se non si hanno le risorse, non è che ce lo ordina il medico di fare la squadra di calcio. Assolutamente. Però mi basta- spiace. Però non mantenendo la squadra neanche in promozione, in eccellenza, evidentemente c'è qualche cosa che non è andato. È vero, Fabrizio. I campionati vengono passati anche da queste situazioni Sì. qui, perché comunque magari ci sono squadre che perdono punti inizialmente, perché sai, inizialmente Sì, tutto le sembra- squadre sembrano... Vedi la Real Belpassesi che ha perso 2 punti là. Appunto, la Belpassese ne è una chiaro, dimostrazione, chiaro, infatti. Bene, girone D adesso, così parleremo anche con mister Indelicato. Girone D del campionato di promozione. Real Ragusa Rarinantes 3-0. Atletico Catania Caltagirone 3-2. Enzo Grasso Aci San Filippo 2-2. Scordia batte Ellenica 3-0. Città di Augusta Real Niscemi 2-0. A Santa Croce Camerina San Pio X batte Santa Croce 2-1. A Mascalucia Scicli batte Mascalucia 4-1. Sant'Angelo Licata Sporting Battiati 3-0. In testa abbiamo lo Scordia con 63 punti e poi a seguire la San Pio, ma guardiamo la classifica al completo. Sì, proseguiamo con San Pio X 58 punti, Città di Augusta 50, Enzo Grasso 44, Real Ragusa 42, Atletico Catania e Scicli 40, Santa Croce e Aci San Filippo 37, Sporting Battiati e Sant'Angelo Licata 35, Ellenica e Rarinantes 27, Caltagirone 24, Mascalucia 13 e chiudiamo con il Real Niscemi 3. Ricordiamo che Mascalucia e Atletico Catania hanno un punto di penalizzazione. Alessio. Continua a vincere lo Scordia, stavolta la vittima di turno è stata l'Ellenica, sconfitta per 3-0, ha risposto la San Pio vincendo in un campo difficile come quello di Santa Croce per 2-1.
Vince anche l'Atletico Catania 3-2 in una gara altalenante che vedeva gli etnei sotto prima sotto di 1-0, poi 2-1. È stata abile a ribaltare il risultato sul 3-2 grazie Adesso a ce lo una racconterà il mister. doppietta di Damiano Mertoli, un classe 94 di buone prospettive. Lo Scordia dunque si appresta a vincere questo campionato con 5 punti di vantaggio sulla San Pio a 4 giornate dal termine, un vantaggio che sembra spiana la strada alla formazione di Natale Serafino in corsa verso l'eccellenza. Bene, allora mister, parliamo di questa partita e poi parliamo anche del girone, così anche Fabrizio ci dirà la sua. Una vittoria importante che continua ancora a legarvi alla speranza di agganciare i playoff. Sì, paradossalmente eravamo a un bivio oggi. Se non si faceva i 3 punti, praticamente si veniva infischiati nella lotta per non retrocedere. Sì, perché la classifica è molto corta. Ora, paradossalmente, con la vittoria praticamente si è accesa una fiammella per eventualmente sperare quello che è giusto, che meriti l'Atletico Catania. Possiamo fare vedere di nuovo la classifica di questo girone D, così insieme al mister possiamo anche un po' cercare di fare questa griglia dei playoff. Diciamo che siamo a 4 punti dalla Enzo Grasso, perché la seconda e quinta, superando i 10 punti, credo che non si farà più la partita dei playoff. Infatti. Ora è per terzo e quarto posto, diciamo il terzo posto un po' difficile, però settimana prossima ci sarà lo scontro tra San Pio X e Città di Augusta. Potrebbe essere una partita a favore. Se la San Pio X battesse il Città di Augusta, il distacco sarebbe superiore ai 10 punti, quindi i playoff in ogni caso non si disputerebbero. Non si disputerebbero, infatti è questo, siamo subordinati al discorso delle partite che succedono. Cioè, intanto noi pensiamo a noi. Ecco, giusto. Credo che l'obiettivo da raggiungere è il massimo obiettivo, perché l'Atletico ha il dovere di vincere tutte le gare. Sappiamo insomma il seguito dell'Atletico. C'è un blasone, c'è una società, c'è una struttura, c'è un piccolo pubblico che segue con molta attenzione, attaccatissimo, per cui è doveroso dare la soddisfazione a questi ragazzi che ci seguono e alla dirigenza tutta, perché fa di tutto per mantenere l'Atletico Catania ancora in un campionato difficile. La settimana prossima giocate a Siracusa con l'Ellenico e lì sarà veramente il bivio definitivo. Diciamo che là si decide il futuro dell'Atletico in senso per valutare se c'è ancora possibilità per inserirsi nei playoff. È vero, è vero, è vero. E noi comunque tentiamo di tutto. Volevo chiederle una cosa, l'Atletico in questa stagione ha avuto diverse fasi, ha cominciato con Aiello, poi Bellia. Lei come ha trovato i ragazzi, come ha trovato la società? Perché ha preso la panchina settimana scorsa. Sì, sono 2 settimane con questa. Diciamo, era impegnato anche in altre cose molto più importanti, perché poi dopo, così per chiudere la sua presenza qui, ci racconterà la bella esperienza con la Juve. Niente, sicuramente quando ci sono dei cambi qualcosa non va, perché se si parte con un allenatore e poi si cambia e poi un altro allenatore cambia, evidentemente c'è qualche cosa che non è andato. Però che io sappia, Bellia comunque ha dato le dimissioni per problemi suoi personali, per cui non è stato mandato dalla società. Per Aello è diverso il discorso, però comunque era stato contestato un po' il gioco. È evidente comunque da premettere che il campo non è una giustificazione, è una realtà. Il campo di Montepò è impraticabile, è talmente difficile stare in piedi, no, a giocare a calcio. Che poi tra l'altro è un campo comunale, fate un investimento e lo fate in sintetico. Basta, appunto, perché guardate che molti giocatori, moltissimi, vedi anche il nostro amico qua, carissimo Angelo, che è dietro la telecamera, è vero. E lo sa veramente che cosa vuol dire giocare in quel campo. Io ho 6-7 giocatori che hanno problemi alle caviglie, alle ginocchia. Campo è impossibile. È impossibile stare in piedi, per cui io da questo punto di vista devo fare un grande elogio ai ragazzi oggi, perché la partita si era messa un po' maluccio e siamo stati bravi a ribaltare anche perché giustamente perdendo quella partita, pareggiando quella partita, probabilmente mettevate un lucchetto definitivo contro la possibilità. Venivi risucchiato nella lotta per non retrocedere. E oltretutto c'era il discorso di poco fa che dicevo, non abituati alla mentalità. Si rischierebbe di soffrire più del solito. Hai detto bene. Fabrizio, l'Atletico lo conosci bene anche la Scordia, conosci bene anche la San Pio, insomma questa è la categoria che hai vissuto da protagonista. Io credo che comunque poi sostanzialmente questa vittoria dello Scordia sia ampiamente meritata. Diciamo che Scordia e San Pio sono 2 squadre già pronte
per l'eccellenza. Cioè non hanno bisogno di nessun Ma aggiustamento. 2, 3 magari sì, di giocatori, perché poi comunque tra eccellenza e promozione non è che ci sia chissà quanta differenza, o meglio, basta un 2, 3, magari qualche juniores buono e la squadra è già pronta. Voglio dire, con le basi dell'anno precedente, Certo. quello è scontato. Non bisogna stravolgere, almeno secondo il mio punto di vista. Poi ognuno voglio dire, la pensa in modo diverso. Chiaro. Però comunque alla fine 2 squadre di queste, San Pio X, fortissima. La San Pio ci potrebbe arrivare poi con Secondo me sì, ma anche lo merita. con la lotteria ma dei... lo merita. Perché è una sempre una squadra. lotteria eventualmente quello insomma, le partite dei playoff. Tra l'altro la San Pio ha pure cambiato allenatore in settimana, è stato esonerato. Una notizia, non sapevo. Sì, è vero. Sembra che sia stata assegnata la squadra al secondo allenatore momentaneamente per dare una scossa all'ambiente. Ma a questo punto della stagione mi sembra un po' esagerato cambiare il mister, una squadra seconda in classifica. Sì, in effetti sballare un po' i valori tattici poi di una squadra non è che sia sempre positivo. Però magari la dirigenza ha voluto dare una scossa. Voi che ne all'ambiente. pensate? Ma guarda, noi siamo parte in causa, E per quindi, cui insomma... più se ne cambiano e meglio è, così c'è lavoro per tutti. È vero, Però il problema comunque, ritornando al discorso dello Scordia, che io mi sono informato con Lino Curisi, con Serafino, Sì. praticamente loro in partenza avevano programmato un altro tipo di campionato, si sono trovati in testa meritando. No, io penso che loro avevano già l'idea di vincerlo. No, questo no, campionato, avevano fatto, avevano costruito, no, praticamente parlando con Lino Currisi e parlando con Serafino avevano Sì. programmato un campionato di vertice, però non per vincerlo. Ho capito. Si sono trovati là con grande merito, certo, ci mancherebbe, con grande a questo punto merito. grande Hanno merito. dei 2 o 3 giocatori importanti che sono praticamente l'ossatura della squadra, beh, che l'ho chiaro. visto. Però grande merito a Serafino e alla società, perché anche Scordia è sempre una piazza importante, però ultimamente viene seguita da poche persone, È per vero, cui è vero. facciamo un appello. È vero. Benissimo, allora abbiamo chiuso con il campionato di promozione, mister Vezzosi, perché adesso fa anche l'allenatore, Fabrizio fa anche l'allenatore, rimarrà perché parleremo con lui, ahimè per lui purtroppo, del campionato di prima categoria con il suo bel Trecastagni, mentre invece con Pippo Indelicato io volevo fare una parentesi prima di salutarti di questa esperienza che ti ha portato lontano da Catania. Hai acquistato una bella esperienza importante perché insomma lavorare per la Juventus fa sempre bene perché migliora comunque i rapporti umani, migliora probabilmente anche il bagaglio tecnico e poi adesso ti sei rituffato nella realtà catanese, da un paio di anni mancavi, hai preso questa patata bollente direi dell'Atletico Catania, anche se insomma fino adesso è andata bene. Raccontaci un pochettino che cosa è successo negli ultimi anni. Negli ultimi anni io praticamente avendo giocato nel passato con Michele Rampulla alla Pattese, ritornando Sì. a discorsi fatti, ci siamo sentiti e c'era la possibilità, c'era Renzo Castagnini a capo degli osservatori. Sì. E Michele mi dice: Pippo, vuoi venire con noi a fare l'osservatore per la Sicilia? Eravamo 3 comunque, eravamo io, Roberto Bellomo e Matteo Di Fiore del Palermitano, per Sì. cui ci siamo divisi la Sicilia in 3. Una grande esperienza, grande esperienza, contatti con persone importanti. È un altro calcio. Un altro tipo di calcio, però è anche vero che siamo ritornati onestamente con umiltà in Però questo. no, onestamente no, io credo che il bagaglio che hai acquistato è è stato sempre enorme. positivo, no? Sempre contatti ci sono con Renzo, perché con Renzo ci siamo sentiti l'altra volta, lui era andato alla Spezia, i contatti ci sono Ma sempre. è rimasta una porticina aperta per Sempre. ritornare eventualmente. Tranne in Cina, perché con Michele Rampulla non lo posso seguire in Cina. Perché Però io credo che molto- poi alla fine sì, hai fatto l'osservatore, però poi il campo manca sempre. Devo essere sincero, Diciamola questa cosa. perché lo spogliatoio e la tensione della partita È un'altra in campo. cosa, È un'altra è cosa, un'altra è cosa. vero, la È tribuna un'altra ti appazzisce proprio, Sì, ti fa però, male. insomma. Però mi sono ritrovato e tutto sommato sono stato veramente perché sono andato all'Atletico Catania, è una cosa che mi mancava. Chiaro? Era una cosa che volevo. Mi dispiace vederla in questa categoria e in questa Ma situazione. no, cercate di costruire qualcosa di però importante. io spero che la società programmi delle buone cose, perché l'Atletico Catania merita qualche altro pacco È vero, è vero, è vero, è vero, è tanto vero quello che dici. Bene, allora noi ti auguriamo buona fortuna, buon proseguo, cercate magari di chiudere alla grande questa stagione e poi chissà il prossimo anno dobbiamo dare con la programmazione giusta e i tempi giusti qualche cosa dobbiamo di buono dare la arriverà. soddisfazione a questi dirigenti che ci sono attuali, in Giancarlo Napoli e Alessandro, Andrea e chi per loro, perché Orofino sono delle persone che stanno mettendo l'anima
e poi dà giusta soddisfazione ai tifosi che se lo meritano. Certo, quello che di buono verrà E io preso. devo fare un altro complimento a questa trasmissione. Che Grazie, l'accettiamo sempre volentieri. onestamente non pensavo che eravate così organizzati. Ettore, ti faccio complimenti. Grazie, complimenti a gentilissimo. tutti. Ma Va noi- bene? tu sai Grazie. bene, c'è una redazione Certo. dietro. Io la E poi, dirigo, oltretutto, però. avete un mio giocatore dietro, Sì, fa dietro anche le il quinte, per cameraman, cui... perché lui è un giocatore dilettante, perché la concezione del giocatore dilettante, che io dico sempre in questa trasmissione, deve essere fondamentale. Il giocatore dilettante non deve partire con l'idea di essere un professionista, sì, professionista nell'impegno degli allenamenti, però io credo che sia fondamentale prima un'occupazione e poi dopo il divertimento. Allora non si è dilettanti. No, assolutamente. Comunque lo statuto del Tante Angelo comunque è uno di quelli che sono con la testa professionista. E questo è giusto già che sia importante. così. Benissimo, allora un in bocca al Buonasera lupo a tutti e a complimenti Pippo a tutti. Indelicato. Salutiamo anche il nostro Alessio Di Mauro che vedremo la prossima settimana di nuovo per parlare del campionato di promozione. Ciao Ettore e a domenica prossima. Grazie, grazie. Noi invece ci dobbiamo fermare. Sì, andiamo in pubblicità, ma Benissimo. rimanete sempre qui con noi a Penalty. Eccoci rientrati in studio, continuiamo con la trasmissione Penalty in onda su Sesta Rete di Catania, in diretta la domenica a partire dalle ore 19, la replica nella tarda serata e la replica anche domani mattina alle 8:30, domani lunedì. Abbiamo Giada che insomma tra Vi faccio poco compagnia. ci farà anche il quadro degli altri gironi, anche se ufficialmente le schermate saranno seguite principalmente da chi? Dal Da nostro colui che è un po' Luca Aloisi. un po' la mente della nostra redazione, l'uomo che riesce ad avere una memoria al di fuori del comune, Del normale. almeno per quel che ci riguarda. Abbiamo Luca Lovisi. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Abbiamo sentito la tua mancanza la scorsa settimana, Ecco. anche se insomma si sono comportati bene in redazione, però ci mancava questa tua memoria, perché cari ospiti, insomma lui in fatto di memoria supera tutti. Insieme a Fabrizio Vezzosi, adesso in questa parte conclusiva della nostra trasmissione abbiamo anche l'allenatore del Valverde, Giovanni Garofalo, che ci ritorna a trovare dopo qualche annetto di assenza. Dall'anno scorso, dalla scorsa stagione. È andata bene, 3-0, vai Sì, tranquilli. sì, alla grande questa Mentre invece settimana. loro hanno sudato, perché voi siete dello stesso girone. Vi siete già incontrati? Sì, ci siamo Bene, incontrati. com'è andata? 2-1, 2-1. Sì. Una volta per me, una volta vabbè, per allora lui. quindi siamo Ah, quindi tranquilli. sono alla pari. Il derby è tranquillo, il derby è tranquillo. Bene, allora partiamo subito con il girone B. A te Sì. la parola Luca. Non c'è bisogno neanche che guardi gli appunti, perché sicuramente Ma lui mi neanche saprei- li guarda, li neanche tiene li guarda. soltanto così, Infatti. però. Girone B, a Sì. te Luca. Nel girone B la capolista Castelbuonese vince in trasferta per 2-0 a Termini Imerese con la Termitana, così mantiene 3 punti di vantaggio sul Casteldaccia che invece si impone per 3-0 sul Mistretta, ma ricordiamo che il Casteldaccia deve recuperare la partita contro il Campo Felice in trasferta e quindi potrebbe colmare il divario che per ora la separa dalla vetta della classifica. Rallentano invece la terza e quarta forza del torneo, ovvero l'Acque Dolcese, bloccata sullo 0-0 dal fanalino di coda Atletico Finale, e il Campo Felice bloccato sullo 0-0 sul campo del Bolognetta. Mentre nella zona calda della classifica, la zona play-out, importante la vittoria del Castellana 2-0 sul Rangers e anche del Sant'Agata di Militello che vince per 3-1 sul Villabate. Infine, per completare il quadro, un pareggio 1-1 tra Stefanese e Ciminna che non serve a nessuna delle due, infatti entrambi si allontanano probabilmente ormai in maniera definitiva dalla lotta per i play-off. Bene, a questo punto il girone D. Passiamo al girone D, sì, il girone D dove la Zona messinese. Sì, zona messinese, la capolista Sporting Tormina non perde un colpo, vince anche oggi per 2-0 sul campo della Messana e così mantiene i 7 punti di vantaggio sul Ghibellina che nell'anticipo del sabato si era imposta per 4-3 sulla Promende. 7 punti a 4 giornate dalla fine sono veramente difficili da recuperare, quindi lo Sporting Tormina diciamo che ormai ha il campionato in pugno. Il Ghibellina deve anche guardarsi dalla rimonta del Santa Teresa di Riva che vincendo per 2-0 alle Toianni si porta a soli 3 punti dalla seconda posizione e stacca contemporaneamente il Furci che si fa bloccare sul 2-2 dal Despor Gaggi e ora è più lontano dalla terza posizione occupata appunto dal Santa Teresa di Riva. Rimaniamo con la classifica perché così volevo un attimo parlare con i nostri ospiti. Hai chiuso con il commento? Solo per dire che nella parte bassa della classifica pareggi per Messina Sud 1-1 sul campo del Pellegrino e Mediterranea Nizza 0-0
casalingo contro la Gescal, così vedono ridursi a 5 punti di vantaggio sul fanalino di coda Saponara, che si impone per 2-1 su un ormai tranquillo Milo. Fabrizio, in questo girone abbiamo lo Sporting Taormina che, come diceva bene Luca, insomma, ha già fatto un po' vuoto alle sue spalle. Sorprende questo fatto che c'è questa squadra di prima categoria alla grande, mentre in eccellenza un po' soffre. È il discorso che facevamo prima con il mister Indelicato, magari dove due realtà nello stesso luogo, in questo caso i due Taormina. C'è chi soffre e c'è chi non soffre. Sì, voglio dire, magari unendosi e facendo diciamo un'unica squadra e partecipando magari a un campionato che può essere quello di eccellenza. Può essere anche un campionato di vertice. Fatto comunque in modo diverso, fatto comunque in modo sì, di vertice, ecco. È vero. Garofalo, sei d'accordo con quello che dice Sì, ma poi tra Fabrizio? l'altro nello stesso paese, poi sai, magari si vanno anche, tra virgolette, rubacchiando qualcosa a vicenda, anche a livello di settore giovanile, di programmazione, cioè facendo un'unica forza. Anche se ho saputo che lo Sporting Taormina è ben organizzato, soprattutto nel settore giovanile. Io seguo anche il settore giovanile perché provengo da lì, quindi Sì. mi piace seguirlo e sì, lo Sporting Taormina, sia i giovanissimi sono veramente forti, ma anche negli allievi, fanno campionati regionali. Vuol dire che sono- stanno programmando Sì, bene. sì, sicuramente. Stanno programmando bene. Proseguiamo, adesso dopo il girone D abbiamo il girone girone il quello di girone Catania. dove abbiamo il primo verdetto, ovvero quello della promozione del Real Aci, che si impone per 4-2 sulla Maniecese e può festeggiare già oggi grazie al pareggio per 3-3 dell'Atletico Pedara sul campo del Real Paternò. Infatti sono 10 punti di distacco tra le due squadre, mancano 4 giornate, ma per le due capoliste solo 3, perché devono ancora osservare il turno di riposo a causa del ritiro della Belpassese. Una promozione quindi meritata, perché il Real Aci quasi dall'inizio del campionato è sempre stato in testa alla classifica e quindi si corona così il sogno del doppio salto. In 2 stagioni il Real Aci è passato dalla seconda categoria alla promozione. Tra l'altro lo confermiamo già da adesso. Scusate, lo confermiamo già da adesso, la settimana prossima avremo mister Adornetto, alcuni componenti della squadra, da Valenti a Toni D'Amore, per questa vittoria che è stata, insomma, voluta da tutto l'ambiente acese, che ultimamente, insomma, sta soffrendo più del solito, anche e soprattutto con la squadra più importante, quella che milita nel campionato di interregionale. Quindi la settimana prossima, amici di Aciriale, mi raccomando, non perdetevi la puntata di penalty, perché ci sarà il Real Aci con una buona rappresentanza a raccontarci questa bellissima cavalcata dal campionato di prima categoria al campionato di promozione che disputeranno la prossima stagione. Prego. A questo punto tutta l'attenzione è soprattutto sulla lotta per i playoff, dove il Gravina, venendo sconfitto 3-2 a Maletto, scende dalla terza alla quinta posizione, venendo scavalcato dalle squadre dei nostri ospiti. Infatti il Valverde, vincendo 3-0 con la Cometa Biancavilla, sale in terza posizione, mentre il Trecastagni, vincendo 1-0 da Cicatena contro la Dacca, sale in quarta posizione. Allora, gli ospiti sono qui, il derby l'avete già giocato, una volta ha vinto il Trecastagni, una volta ha vinto il Valverde, quindi stiamo tranquilli. Speriamo di giocarlo per la terza volta. Sì, no? Può capitare? Nei playoff. Potenzialmente potrebbe In questo momento sarebbe questo. potrebbe essere questi. Real Aci credo che abbia un organico forte, insomma, per cui è meritata questa vittoria. Fabrizio. Sì, sicuramente ha strameritato comunque la vittoria del campionato. Una squadra che rimane dalla prima giornata fino ad oggi saldamente in testa alla classifica, andando a vincere in qualsiasi campo, merita sicuramente il campionato di vincerlo. Ha una squadra forte, importante, di categoria, quindi è giusto così. Nonostante comunque alle loro spalle ci siano squadre attrezzate, importanti, con ottimi giocatori come può essere il Pedara, come può essere il Valverde stesso, come potremmo essere noi, quindi onore comunque a Real Aci sicuramente. Questo Gravina, che arriverebbe in una posizione defilata per i playoff attualmente, potrebbe disturbarvi? Sì, sicuramente. Secondo me può disturbarci ancora anche il Lineri, perché comunque credo che, insomma, le distanze, Sì, le 28 con classifiche 30. è talmente corta Infatti, che è difficile poter dire oggi di essere sicuri di disputare i playoff. Anche per noi che siamo in terza posizione, credo potrebbe dire la stessa cosa Fabrizio. Insomma, è stato un campionato abbastanza livellato, comunque, Nelle ultime. escludendo il Real Aci in un Sì, certo sì, senso. poi ultimamente si sta Molto. livellando ancora di più. Infatti, voglio dire, c'era anche la possibilità di non giocare i playoff Sì. se, diciamo, il Pedara comunque avesse avuto più di 10 punti di distacco. Li ha un po' persi, poi Li ha strada un po' facendo, persi,
tra virgolette, fortunatamente, e questo lo posso dire, deve anche riposare. Sì. Quindi diciamo speriamo di ridurre ancora di più. Ma meglio così, dai, così vi giocate anche Almeno con si la gioca chance, più. il campionato Dopo diventa una sempre più stagione, sì, agguerrito, dopo una stagione. Insomma, Pareggio poi tra non andare a Pedare e fare neanche i Padova. playoff dopo una Infatti, stagione no, è proprio esatto, brutto, esatto, no? sì, Vedo che sono molto contenti i nostri ospiti. Sì, questo pareggio tra Pedare e Paternò ha fatto esultare non solo i realari, infatti, diciamo, noi non eravamo. infatti. Luca, Sì, prosegui. passiamo nell'altro girone del catanese, ovvero il girone F, dove prosegue il duello in testa alla classifica tra l'Aquila San Michelese, vittorioso per 5-2 sulla Sanconitana, e lo Sporting Barriera, vittorioso per 4-1 sul campo dello Sporting Catena Nuova. Sono sempre due i punti che separano le due squadre che ancora si devono affrontare nello scontro diretto in casa dell'Aquila San Michelese. Continua a lottare per le prime posizioni anche la Massimiliana, che nell'unico anticipo del sabato si è imposta per 1-0 sull'Atletico Militello ed ora è a -5 dalla vetta e a -3 dalla seconda posizione. Massimiliana, per la quale il campionato adesso diventa fondamentale, perché mercoledì c'è stata l'andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia, ma la partita non è andata male, bene. è andata È male. arrivata una sconfitta 2-0 in casa contro la Castelbonese, che come abbiamo visto è la capolista del girone B. Vince anche la Barrese per 4-1 sulla Valguarnerese, e quindi sono le quattro squadre che dall'inizio del campionato sono state in testa alla classifica e si giocheranno il primo posto e i playoff fino alla fine. Mentre mantiene la categoria il Castel di Iudica, che vince per 2-0 in casa, e ormai la salvezza è cosa fatta. Importante vittoria per il Mirabella, che esce dalla zona play-out battendo 2-1 il Picanello, mentre brutta battuta del resto per il Ramacca, sconfitto per 2-0 a Carlentini. E chiudiamo con le schermate facendovi un po' il quadro del girone G. Sì, il girone G, dove rimane in testa da solitario lo Sporting Priolo, che si impone per 1-0 su una netina rimaneggiatissima dopo gli episodi della settimana scorsa, la gara persa in casa col Belvedere 2-0, piogge di squalifica in settimana, e quindi anzi sono riusciti a... Si sono scatenati non soltanto giocando a pallone, Sì, evidentemente. un finale molto convulso con varie squalifiche. Una sconfitta comunque di misura sul campo della capolista, quindi la netina è riuscita comunque a tenere bene il campo. Sporting Priolo, che quindi, come detto, rimane da solo in testa, perché la nuova Camerinense è stata bloccata sull'1-1 dalla terza in classifica, il Marina di Ragusa. Abbiamo adesso il quadro degli altri gironi del campionato di prima categoria in maniera abbastanza Sì, partiamo sbrigativa, vai. dal girone A, il girone trapanese, dove è una giornata importante perché c'è un cambio in testa alla classifica, in quanto il Castellalmare, vincendo per 1-0 a Marsala contro il Borgata Terrenove, quarta in classifica, supera di un punto il Favignana, che invece è stato bloccato per 1-1 sul campo del Paceco. In questo momento i playoff non si disputerebbero, perché ci sono 10 punti di distacco tra il Favignana secondo e l'Isola delle Femmine terzo, che in questo momento paga il punto di penalizzazione preso per aver deciso di non presentarsi a Lampedusa. Succede, perché insomma i costi li abbiamo già anticipati tante volte, sono altissimi per le trasferte. Nel girone C invece la capolista Sant'Angiolese pareggia per 1-1 sul campo del Bastione del Mele e vede ridurre a 3 i punti di vantaggio sul Sinagra, che invece si impone per 2-1 sulla Sfarandina. In piena zona playoff torna la vittoria alla Futura Bloro, che si impone per 5-0 sull'Orsa di Barcellona, e l'Iniziativa di San Piero Patti, che si impone per 1-0 sul Pro Falcone. Infine concludiamo nel girone H, dove dopo tanti mesi passati a pari punti si scoppia la coppia delle due squadre di Racalmute, ovvero Libertas e Sporting. La Libertas vince 2-0 con Rocca Palumba e rimane sola in testa con 2 punti di vantaggio sullo Sporting, bloccato a Porta Empedocle sull'1-1. Un pareggio importante perché l'Accademia Empedoclina è terza in classifica, proprio a 9 punti dallo Sporting, e quindi sono al limite per la disputa dei playoff. Hai visto, Fabrizio, nel caso di Recalbuto invece questa lotta al vertice è anche in classifica, no? Anche lì, insomma, unendo le forze, facendone una sola, forse probabilmente... Che poi veniamo in un periodo di forte crisi, voglio dire. È strana questa cosa qui, molto strana, molto strana. Va bene, perfetto. Allora abbiamo chiuso anche con il campionato di prima categoria, i nostri ospiti rimarranno qui, tra poco parleremo di seconda, poi cercheremo di capire se questo derby tra Trecastagni e Valverde si potrà disputare, e se si disputerà, insomma, chi è quello favorito? Ce lo diranno i loro allenatori, quindi ci dobbiamo fermare per adesso. Sì. Nel frattempo, scusa, salutiamo Luca, perché adesso ci sarà Dario tra poco a parlare con lui di seconda categoria. Grazie Luca. Grazie a voi, buonasera. Sì, adesso ci dobbiamo fermare, qualche minuto di pubblicità e torniamo a fra poco.
Salutiamo in postazione l'arrivo di Dario Giuffrida. Ciao Dario. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Ben ritrovato, con lui parleremo chiaramente del campionato di seconda categoria e poi marginalmente seguiamo un campionato importante, quello in cui partecipa il Siracusa, cioè la terza categoria. Certo sorprende parlare del Siracusa, spero che insomma il prossimo anno non faccia parte del nostro pacchetto, perché vuol dire che è stata o ripescata o chissà ha trovato altri lidi dove poter far vedere insomma il blasone della città. Dario, partiamo subito con i gironi di seconda categoria. Esatto, partiamo come di consueto con il girone A, quello della provincia di Trapani e di Palermo. Ci sono i primi complimenti a fare a Lezio Roma, che finalmente ha concretizzato la sua lunga e solitaria cavalcata, 51 punti, ormai un vantaggio acquisito e incolmabile nei confronti della seconda. Nella stessa classifica, nella stessa graduatoria, abbiamo il Pro Mazzara che è retrocesso già la scorsa settimana, quindi lascia la categoria però in direzione inversa. Per quanto riguarda invece il resto della classifica, le speranze sono di promozione diretta anche per l'Atletico Trinacria, che vediamo a 43 punti con un +8 sull'Europa Montelepre. La speranza è quella di avere uno sprint decisivo, portare a 10 questi punti di stacco tra seconda e terza e andare per la promozione diretta. Tutto il resto della graduatoria non ha molto altro da aggiungere alla propria stagione. Perfetto, girone F adesso, partiamo sempre nel girone tra Messina e Catania, no? Esatto, tra Messina e Catania, dove in realtà si aspetta anche qui solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare la prossima giornata, perché lo Sporting Club Giardini è in testa con 6 punti di vantaggio e 6 sono i punti a disposizione del Calatabbiano per poter colmare questo gap. In realtà le carte sembrano già in tavola e la classifica, la promozione diretta già decisa. Calatabbiano però già sicuro del posto nei playoff per il vantaggio cospicuo nei confronti della quinta classificata, quindi dovrebbe avere già un posto per potersi giocare la sua seconda chance. In coda, classifica molto serrata, perché sono ben 3 squadre, l'Osclo Pace, Caridi e Giardini Naxos, a lottare per evitare il posto retrocessione. Li divide un solo punto con l'Osclo Pace, che ricordiamo sempre è stato la squadra materasso per tutto il girone d'andata e che adesso ha concrete possibilità di finalizzare la propria stagione con una salvezza insperata. È carino, guardando la classifica, al primo posto lo Sporting Giardini Naxos e all'ultimo il Giardini Naxos. Allora lì forse era proprio necessario unirle le forze, no? Qualcuno ci avrà perso in questa separazione e possiamo immaginare chi è. Benissimo, proseguiamo. Andiamo al girone G, il girone che riguarda più esattamente la provincia di Catania. Qui è stata una giornata veramente molto importante, perché c'è stato il big match tra Russo Sebastiano e Tre Mestieri Etneo, finito 2-1 per la Russo Sebastiano, che adesso si porta a 2 giornate alla fine a -2 dalla seconda piazza. La Cibonaccorsi ha approfittato dello scontro diretto ed ha ancora allungato, andando a vincere in casa contro la Libertas Cerami. La situazione playoff è abbastanza decisa, si giocherà solamente la finale, sono 17 punti che dividono la seconda dalla terza, quindi c'è poco margine, anzi non c'è nessun margine di recupero. È probabile che la finale a questo punto sia tra Tre Mestieri e Russo Sebastiano, ma mai dire mai. In coda, da segnalare un pari assolutamente inutile tra Canalicchio e Zafferana, che come vediamo dalla classifica in schermata non serve assolutamente a nessuno delle due, con i catanesi che conservano quel punto di vantaggio sull'ultimo posto che poi segna la retrocessione. Nel girone H c'era invece il big match tra Mister Bianco e Floridia. Esatto, big match molto strano, perché l'NB Mister Bianco ha fatto di tutto per vincerlo, però era andato in svantaggio, poi è riuscito a recuperare, a portarsi sul 2-1 e ha condotto tutta la seconda frazione di gioco sul 2-1, sul vantaggio. Il pareggio dei padroni di casa è arrivato a pochi minuti dalla fine, a pochi istanti alla fine, con tante polemiche, perché questo recupero a quanto pare è stato allungato in maniera esagerata, ma ovviamente, come si sa, in queste situazioni i giudizi sono sicuramente di parte, da una parte o dall'altra. In ogni caso, situazione molto variegata in testa alla classifica. Floridia conserva un punto di vantaggio sull'NB Mister Bianco, si riprende l'Atletico Librino, che dopo un inizio di 2013 in flessione è tornato a vincere, e poi c'è lo sprint del D'Agata, che deve cercare di fare 6 punti e sperare che insomma questo margine con le terze in classifica insomma le permetta di
andare ai playoff. In coda tutti tranquilli, tanto a retrocedere ci ha già pensato la Scordienza. Perfetto, e adesso chiudiamo con la terza categoria, con la notizia sul Siracusa. Esatto, Siracusa che ha vinto ieri contro il Portopalo, ex quarta in classifica. Ti dirò subito che lo scontro decisivo sarà quello di domenica prossima al De Simone di Siracusa, appunto con il Sicilia Nostra, perché allo squillo del Città di Siracusa di ieri pomeriggio ha risposto puntualmente il Sicilia Nostra nel derby con l'Atletico Leonzio, 4-0 la risposta ai lentinesi, che conservano 3 punti di vantaggio sugli Aretusei. Tra l'altro Aretusei, che appunto dobbiamo segnalare anche la tripletta di Midolo, che è assoluto eroe di questa nobile decaduta per quanto riguarda questa stagione. Sempre vivo il Real Belvedere, che vediamo lì a -4 dal Siracusa e che probabilmente sarà lo scomodo avversario da affrontare nella finale playoff. Vedo Vezzosi molto interessato alla classifica. Anche qui noto che Atletico ci sono Leonzio. due squadre, Sì, voglio dire, da un blasone pazzesco come Siracusa, comunque la Leonzio, due squadre storiche. Comunque. Beh, la Leonzio un po' se l'è cercata negli anni, non Sì, insomma, sì. assolutamente indecifrabile il comportamento della squadra di Lentini, no? Con poca programmazione, insomma tu ne hai vissuto anche se, una fase. Sì, se devo essere sincero, c'è stato un momento in cui, se non erro, ci sono stati anche dei conflitti tra amministrazione comunale e società, perché la società del presidente, che adesso mi sembra che è a Modica, aveva intenzione comunque di portare delle innovazioni, comunque un calcio fatto in modo diverso, con la programmazione, con però la gestione totale, se non erro, mi ricordo una cosa del genere, dello stadio, però questo non è stato dato. Attenzione, perché gestire uno stadio non è semplice, No, comunque. Ci vogliono tanti soldini, certo. soprattutto perché è un campo in terra in erba, per cui insomma la manutenzione è considerevole. Però, io non credo che sia stato solo quello il problema. Sì, sicuramente ci saranno anche delle altre cose dietro che magari sconosciamo, però voglio dire. Pazienza, pazienza. Bene, allora a questo punto così congediamo anche i nostri ospiti e chiudiamo la puntata di oggi, perché poi dopo insieme a Dario faremo questa finestra sul calcio Catania. Questo derby tra Valverde e Trecastagni probabilmente si rivedrà forse nei playoff. Giustamente voi fate bene a mettere le mani avanti, perché ancora manca qualche domenica prima della chiusura di campionato, ma se dovesse succedere, secondo voi una di voi non partecipando rischia di falsare il progetto iniziale della stagione? Cioè, voi eravate partiti per arrivare a farvi playoff oppure c'era qualche altra cosa? Fabrizio. No, sicuramente diciamo, a inizio stagione la società ha programmato un campionato importante, un campionato dove diciamo, i playoff erano l'obiettivo minimo, ecco, diciamo così. Adesso ci siamo e sarebbe un peccato, diciamo, non farli. Certo. Poi se li facciamo con il Valverde va bene uguale, perché tanto l'importante è esserci. E poi comunque alla fine ce li giochiamo. La squadra sarà pronta, no? Sì, ultimamente comunque poi ci siamo ripresi anche a livello di risultati, venivamo da una striscia negativa, adesso invece ci siamo ripresi, quindi nonostante domenica, anzi sabato, ieri abbiamo vinto una partita difficilissima contro Dacca, che è una buonissima squadra. Sì. Magari con un pizzico di fortuna, non lo nascondo, quindi diciamo che adesso che siamo lì ci vogliamo rimanere e poi se è possibile vincerli questi, però bisogna fare i conti eventualmente con gli avversari, o col Valverde o con qualche altra squadra. Se dovesse succedere al Valverde, squadra pronta? Ma noi sì, ci riteniamo pronti, abbiamo avuto un momento di flessione l'ultimo paio di giornate, adesso ne siamo venuti fuori, penso in maniera abbastanza brillante sabato, e quindi siamo pronti, siamo più che mai determinati per arrivare a raggiungere questo Anche per obiettivo. voi comunque alla fine è stato anche un campionato importante, avete lavorato bene e arrivare eventualmente ai playoff è comunque un successo. Ma sì, sicuramente è un successo che è stato costruito proprio sul campo dai ragazzi, dai dirigenti, dall'ambiente, insomma si è lavorato per arrivare a questo traguardo. Non so quanto prima avevamo questo obiettivo, nel senso che noi siamo partiti per cercare di fare meglio dell'anno scorso lo abbiamo sfiorato. E quindi quest'anno il gradino è stato già superato. Sì. Benissimo, allora vi auguro un buon proseguo, un buon fine campionato e eventualmente un buon playoff. Grazie. Va bene, aspettandovi poi
per il risultato finale qui in studio, magari possibilmente. Con molto piacere. Benissimo, quindi ringraziamo Fabrizio Vezzosi, allenatore del Tre Castagni. A proposito, salutatemi il dirigente Cavallaro che ci segue tantissimo, e anche Giovanni Garofalo, allenatore del Valverde. Buonasera. Bene, grazie. Salutiamo anche Giada. Un saluto a te, un saluto ai nostri ospiti e un bacio a tutti voi che ci avete seguito. A domenica prossima. Rimanete, perché adesso arriva il momento della finestra dedicata al calcio Catania e al Palermo. A tra pochissimo. Bene, bene, bene. A questo punto che dire? La finestra sul calcio Catania, ma anche sul Palermo. Sul Palermo. E iniziamo su questo Palermo che purtroppo probabilmente ha messo la parola fine a questo disastroso campionato di Serie A. Direi di sì, ma tra l'altro non voglio usare mezzi termini, una squadra che non riesce a vincere in casa con Pescara e Siena non credo possa avere ed esprima i valori necessari per rimanere in Serie A. Tutto ciò, la bocciatura più netta va data alla società, con Zamparini che oltre al solito bailamme di allenatori ha dato anche il bis con la dirigenza. La partita di oggi è una partita che è stata sonnacchiosa per tutta la prima parte, anzi per 44 e 45 minuti del primo tempo, poi la rete di Anselmo che aveva illuso i tifosi palermitani. Successivamente il Palermo ha avuto paura di giocarla e di cercare di vincerla, addirittura quando il Siena ha pareggiato, sebbene Gasperini abbia cercato di impostare la squadra per tornare in vantaggio, i giocatori sono già mentalmente in Serie B, si può dire così, perché non l'hanno giocata per vincere. Mentre invece il Siena, a dimostrazione che il carattere è più predisposto a lottare, è venuto qui a Palermo per giocarsi la sua partita e poi alla fine ci è riuscito a portare via i 3 punti che alimentano ancora la possibilità di salvezza, tenendo presente che il Siena era stato anche penalizzato durante il corso della stagione, quindi a dimostrazione che ha molti più punti di quelli che attualmente ha in classifica. Sicuramente una stagione migliore quella del Siena, tra l'altro poi vedremo nella classifica della Serie A, il Siena avvicina adesso a -2 il Genoa che è l'ultima squadra salva della Serie A. Il Palermo, il rigore era netto qui, rigore c'era, sacrosanto. Per quanto riguarda il proseguo della stagione del Palermo, arriva un calendario sicuramente ostico con tutte le grandi. Domenica prossima, se non erro, c'è il Milan. Ci vorrebbe più che un miracolo per salvare questa Infatti, squadra. vabbè, pazienza, evidentemente da qui si deve ripartire al più presto e questo sicuramente spetterà a chi di competenza. Parliamo invece adesso del Catania, ahimè, ahimè, ahimè. Per tutta la partita abbiamo sperato di uscire indenni dal Juventus Stadium, ci eravamo quasi riusciti, anche se io non volevo essere pessimista, però ho detto sono sicuro che questa partita si perderà all'ultimo istante. Vuol dire che o hai delle doti cuccatorie incredibili oppure ci hai visto lungo. Ultimamente riesco ad individuare bene questi risultati proprio all'ultimo istante. La mia non voleva essere assolutamente una cosa negativa nei confronti del Catania, anche se però è stato un Catania che ha sofferto. Possono già partire le immagini. Un Catania sofferente perché ha impostato la gara in maniera completamente diversa rispetto al solito, un Catania che è andato a Torino contro una Juve in grandissima forma per difendersi. 3-5-2 senza Berghessio che una volta di più serve quando tu ti difendi, hai Berghessio in campo, quel giocatore, quel tipo di fa giocatore salire ti la serve. squadra e conferma di essere l'unico insostituibile in questo momento del Catania. Il Catania ha provato a fare densità a centrocampo, a non far passare il centrocampo di Antonio Conte. Tra l'altro sulle fasce la Juventus ha degli incursori più che degli uomini che saltano sull'1 contro 1. Che tra l'altro oggi hanno giocato male, perché Asamoah era veramente una brutta copia rispetto alla prima parte del campionato. Provato dalla Coppa d'Africa questo giocatore a mio parere. In ogni caso il Catania ne ha ben approfittato, il copione era quello classico, ci si chiude per ripartire come i rossazzurri sanno fare. Purtroppo però lì davanti l'accoppiata Castro-Gomez non ha avuto l'efficacia solita. È vero. Non sono riusciti a sfruttare le occasioni che gli si sono presentati. E questo dava modo alla Juventus di guadagnare metri, quindi spingere un po' la squadra quasi a ridosso dell'aria, perché la Juventus si è trovata addirittura in 10 a giocare dietro la linea del pallone. La Juventus ha giocato chiaramente nella metacampo del Catania proprio in virtù anche di questa tattica di Maranne, che tra l'altro la partita l'aveva anche preparata bene perché aveva imbrigliato la Juventus per 91 minuti.
Poi sai com'è, il calcio è fatto anche di questi episodi. Poi c'è il gol risolutivi. con un geniale, insomma, stop di Pogba e poi, insomma, Giaccherini che si ritrova tra i piedi questa palla e beh, probabilmente con questa vittoria hanno messo anche loro un punto finale della stagione. Guarda, il Napoli ha perso contro il Chievo, 9 punti, può succedere di tutto, ma è chiaro che sicuramente è un finale un po' più morbido per la Juventus. Per quanto riguarda il Catania, comunque ottimo Maran, nonostante la sconfitta, bene anche la scelta della difesa a 3, che è riuscita a interpretare ottimamente i compiti. Ci troviamo poi in affidati. alcuni momenti un po' sofferto, soprattutto Biaggianti, l'ho visto non intenso. Hanno sofferto, però è anche vero che sono riusciti a garantire a Lodi una discreta lucidità, quindi non sono stati brillantissimi. Abbiamo visto un Catania sicuramente migliore in tante altre gare della stagione, però è anche vero che fino al colpo di genio di Pogba e Giaccherini era un punto portato via in casa ai Settimana campioni. prossima c'è l'incontro con la Lazio, con l'Udinese. E beh, probabilmente a questo punto la partita diventa importante. Scontro più che diretto, anche perché il Catania avrà voglia di fare del male a Guidolin e sono settimane e dice che gli dà fastidio vedere i rossazzurri davanti. Speriamo che sarà abbia il la campo sua... a parlare però. Ma io spero che abbia la sua parte. Anche lui. Benissimo, allora chiudiamo qui la parentesi dedicata al calcio di Serie A con il Palermo e con il Catania all'interno della nostra trasmissione Penalty che come al solito ritornerà la prossima settimana. Arrivederci.